Amici, buongiorno, eccoci qua col nuovo oroscopo del giorno, venerdì 19 giugno 2020. Eccoci qua, iniziamo con nel ricordare, come io uso fare ogni giorno prima di iniziare il video, di aggiornarvi di come è possibile parlare con me in privato per consulti di cartomanzia riservatamente in privato. Basta telefonare al numero che vedete sopra impresso nello scrollo e fissare un appuntamento per un consulto riservato in privato telefonicamente. Costo consulto è 30 euro per gli interessati. Poi, se c'è qualcuno che desidera effettuare una ritualistica per un ritorno o un legamento d'amore, per far tornare il vostro uomo, la vostra donna che vi ha lasciato per un altro o per un'altra, e allora possiamo parlarne in privato. Basta chiamare il numero sopra impresso raccontandomi la vostra storia e io vi dirò come è possibile intervenire, come è possibile aiutarvi, quale è la tempistica, quali saranno i costi. Va bene? Benissimo, allora detto questo andiamo con l'oroscopo del giorno, venerdì 19 giugno 2020, e si parte con l'Ariete. Oggi sarà una giornata molto buona a livello sentimentale, il vostro buon umore e il vostro carattere faranno tutto il resto. Le vostre caratteristiche personali vi permetteranno di fare colpo su una persona speciale. Lavoro, l'impegno sarà importante anche se oggi non avete troppa energia a disposizione. Segno del Toro. Per i single oggi sarà un giorno particolarmente positivo. Se è da tempo che state aspettando di fare una nuova e importante conoscenza, di certo non mancheranno le occasioni giuste questa giornata. Lavoro, professionalmente le cose stanno andando piuttosto bene, finalmente potrete ricevere delle gratificazioni. Gemelli, l'umore di questa giornata sarà buono e potrete vivere appieno un rapporto sentimentale, nonostante ciò è probabile che ne sentiate un po' sotto altri fronti. Avete tanti pensieri in testa e tutti concentrati su qualcosa che riguarda il passato. Lavoro, il vostro carattere e il vostro modo di fare vi aiuterà anche sul posto di lavoro. Il Cancro io lo metterei al secondo posto questa giornata perché è un segno che in questa giornata avrà veramente gli astri a favore. Se state vivendo un periodo non semplice all'interno della vostra relazione, sicuramente siete pensierosi. Vorreste maggiori certezze e soprattutto vorreste trovare delle soluzioni ai problemi, ma oggi non ci saranno particolari novità, ma tutto resterà alla normalità. Lavoro, vorreste ricevere maggiori soddisfazioni, dovrete aspettare momenti migliori. Il Leone io lo metterei al quinto posto di questa giornata per quanto riguarda l'oroscopo. In questo periodo ci saranno numerosi cambiamenti e novità e andranno vissuti in maniera positiva. Bisogna approcciarsi bene a tutto quello che vi viene perché anche i rapporti potrebbero subire dei mutamenti. Lavoro, cambiamenti in vista anche sul fronte professionale, siate positivi, bisogna guardare avanti. Il segno della Vergine lo metterei veramente quest'oggi al primo posto perché è una giornata molto positiva per il segno della Vergine. Volete mettervi alla prova anche a livello sentimentale ed la giornata adatta per farlo è buona per voi. Volete dare nuove soddisfazioni al vostro partner, volete mostrare maggiori emozioni a chi vi sta accanto, far capire quello che sentite davvero. Lavoro, le occasioni si presenteranno, ma non sempre è giusto accettare tutto quello che viene. Il consiglio è quello di pensarci bene. Il segno della Bilancia.
lo metterei al terzo posto. La giornata andrà bene nel rapporto con la vostra dolce metà, perché avete un gran bisogno di esprimere i sentimenti e vivere le emozioni. Guardatevi un giorno di tranquillità insieme a chi ama veramente, a chi amate veramente. Nel lavoro la determinazione personale e l'impegno vi aiuteranno a superare ogni sfida o vicenda complicata. Scorpione, lo Scorpione lo metterei al quinto posto anche lui. Oggi sarà una giornata ricca per coloro del segno dello Scorpione, piena di pensieri oltre che di dubbi. Le emozioni saranno contrastanti e questo influenzerà anche il vostro umore. Occhi aperti quindi pure sul rapporto con il partner. Lavoro, avete tanti desideri da realizzare, dovete crearvi la strada giusta per poter ottenere i risultati che state aspettando. Sagittario. Il Sagittario io lo metto al settimo posto quest'oggi. È un periodo in cui avete la necessità di sentirvi coccolati, ma allo stesso tempo avete bisogno di esprimere amore e sentimenti verso il vostro partner. Le stelle vi baceranno e vivere bene il rapporto vi farà sentire meglio. Lavoro, la giornata andrà bene anche se non sono previste grandi novità sul fronte professionale. Il Capricorno, primo posto anche il Capricorno questa giornata. Questa sarà una giornata equilibrata, nonostante ciò, se siete impegnati in una storia d'amore è necessario mettere maggior passione e concentrazione nel rapporto con chi sta al vostro fianco. Lavoro, oggi è il giorno perfetto per fare ordine mentale e chiarezza sulle cose, soprattutto su quelle che non vanno abbastanza bene. Acquario, lo metterei l'Acquario al quinto posto di questa giornata. Acquario, se fino ad ora avete vissuto un periodo non troppo equilibrato con il partner, la situazione è destinata a cambiare. Già da oggi infatti guarderete al mondo con gli occhi diversi, il vostro umore finalmente migliorerà. Lavoro, l'atteggiamento è buono e vi dedicherete a ciò che ci tenete davvero. È così che potrete ricorrere ai vostri sogni. E infine il segno dei pesci, primo posto anche per i pesciolini. In questa giornata verranno a gallo un po' di dubbi nei confronti di chi vi sta accanto, avete sicuramente bisogno di maggior certezze per vivere la relazione in maniera serena. È tempo di cercare quelle risposte. Lavoro, oggi è probabile che ci siano delle interessanti sfide da affrontare. La determinazione è una buona dose di impegno e vi aiuteranno. Bene, ed era così l'oroscopo del giorno venerdì 19 giugno 2020. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani con il nuovo oroscopo. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche in modo tale che non vi perdiate il prossimo video che andremo a caricare su questo magnifico canale. A tutti quanti voi grazie per la vostra gentilezza d'ascolto e a risentirci a domani. Ciao a tutti, che le stelle siano sempre con voi.